Agrigento, nel Baglio Cortile Baronello, su iniziativa del SIL, Sindacato Librai Sicilia, e della libreria Il Mercante di Libri di Agrigento, si è svolto un incontro dibattito sul tema fine pena 31 dicembre 9999. Quali speranze per gli ergastolani che si recuperano? Il caso Malerba. È intervenuto tra gli altri il giornalista e scrittore Carmelo Sardo, autore insieme a Giuseppe Grassonelli del bestseller Malerba e insieme a Tony Trupia del docufilm Ero Malerba. Sono molto fiero per questo incontro nella mia Agrigento per parlare di un tema molto delicato come l'ergastolo stativo attraverso la storia di Giuseppe Grassonelli, che ora è diventata anche un docufilm, il docufilm Ero Malerba, con il DVD per la regia di Tony Trupia. L'occasione, oltre agli autorevoli interventi, è stata anche per portare un messaggio fresco, come si dice, di Giuseppe Grassonelli attraverso la sua tutrice Cecilia Gabrielli, che è venuta apposta da Roma. È stata letta una lettera che ha scritto di proprio pugno Giuseppe nel suo ergastolo stativo e rinchiuso nel carcere Opera di Milano, una lettera in cui peraltro chiede perdono per gli errori che ha compiuto più di un quarto di secolo fa, ed è stata un'occasione anche di confronto con autorevoli magistrati e autorevoli avvocati di Agrigento, di cui vado molto fiero. Tutto il problema sta nell'ergastolo ostativo, che viene applicato ad alcune categorie di persone e non viene applicato ad altri, pur avendo commesso lo stesso reato di omicidio. E allora è necessario, secondo me, una rivisitazione per superare queste incongruenze. Al centro del processo penale, della condanna penale, vi stanno degli uomini, c'è l'uomo, e il carcere serve e deve servire, così come prevede la nostra Costituzione, a far sì che attraverso la resipiscenza questi soggetti possano rientrare nella nostra società. Il carcere serve a ripensare la propria vita, deve servire a ripensare la propria vita, i propri errori, e deve dare una speranza. L'ergastolo ostativo oggi purtroppo nega questa speranza, e allora una pena senza speranza non è una pena né umana, ma meno che meno cristiana. Io non credo che non ci sia nessuna speranza, perché di fatto nella nostra quotidianità in cui l'ergastolo stativo è una presenza e non un'assenza, come è nella gran parte della Sicilia, noi cerchiamo di raccogliere briciole per costruire gradini per una scala che raggiunge la speranza. E appunto, come ho detto, Giuseppe è fortunato perché si trova in un carcere con una direzione illuminata, molto attiva, dove vengono tenuti tantissimi corsi grazie all'azione di volontari di diverse associazioni, della Camera Penale di Milano e dell'Università Statale di Milano. E gli AS1 in questo contesto hanno la possibilità di riflettere sul concetto di responsabilità e di colpa, che dovrebbe condurli attraverso un percorso trattamentale a delle opportunità di restituzione, magari in un futuro lontano, sempre tradotti dal personale penitenziario. Però questo è già un passo molto importante, perché, come ho letto nella lettera di Giuseppe Grassonelli, in gioco non è la libertà, loro non si permettono di chiedere la libertà, ma la dignità, e questa è una richiesta molto più importante e solida, e chiedono di avere un'utilità sociale, quindi un'opportunità di restituzione, di ricucire in qualche modo, almeno per la parte che loro compete, la ferita che hanno aperto, che hanno provocato. E in questo senso noi lavoriamo cercando di, per esempio, ecco, io mi sto occupando del dialogo di Giuseppe con altre vittime di criminalità organizzata, perché possa essere di aiuto sia alle vittime sia a Giuseppe. Riflettere sulla responsabilità e la colpa, ma anche sul processo di vittimizzazione, consente di trattare entrambi i lembi di una ferita che l'ergastolo stativo lascia inevitabilmente ed irrimediabilmente aperta.